Mi sembra che siamo in tanti e quindi dopo il solito platone accademico e quindi possiamo iniziare. Buonasera intanto, benvenuti a tutti, benvenuti appunto così numerosi in questa serata che mi piace definire importante. Per iniziare, anche se lontano, 20 minuti più? Ok. Quindi dicevo, anche se molti di voi conoscono, non so se conoscono tutti, ma insomma più o meno conoscono i nostri ospiti, ma comunque mi piace, prima di tutto, mi sembra giusto presentarveli. Prima di ospiti abbiamo con noi Don Antonio Pinna. Don Antonio nel 1970 ha conseguito la licenza in teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Negli anni seguenti consegue a Gerusalemme il diploma dell'École biblique et archéologique française e a Roma il baccalaureato in scienze bibliche presso la Pontificia Commissione Biblica. È stato vicepreside della Facoltà Teologica della Sardegna, dove dal 1934 al 2022 è stato anche docente di Sacra Scrittura. Ha insegnato scienze bibliche presso l'Istituto di Scienze Religiose di Iglesias, di Sassari e di Oristano. E a Oristano è stato anche direttore dal 1994 al 2014. Da sempre sensibile alle tematiche della lingua e dell'inculturazione del cristianesimo tra i popoli, Don Antonio Pinna è stato uno dei principali sostenitori e fautori del progetto di traduzione della Bibbia in sardo. Il progetto è tuttora in corso. Don Roberto Caria, che si è defilato, ma è comunque il nostro ospite, chiuderà questa serata, parroco di Santa Giusta, vicario generale dell'Arcidiocesi Arborense, docente di teologia morale nella Facoltà Teologica della Sardegna e direttore dell'Istituto Diocesano di Formazione Teologico-Pastorale, impegnato nella pastorale diocesana in diversi ambiti. Noi a Isili lo ricordiamo tutti con stima e affetto perché qui ha ricoperto l'incarico di viceparroco dal 2000 al 2002. E poi abbiamo i nostri concittadini, Don Paolo Piani, che conosciamo noi di Isili, almeno lo conosciamo tutti, ma anche gli altri, è stato vicario generale dell'Arcidiocesi Arborense prima di Don Roberto. Ha ricoperto in diocesi diversi incarichi, tra i quali anche quello di direttore dell'ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Parroco amato e stimato di numerose parrocchie, Villanova Franca, San Moveo, Austri, Sarizza, Santa Giusta, non so se ne ho dimenticato qualcuna. Studioso, appassionato dei testi sacri, ha svolto sempre la sua missione sacerdotale con attenzione alle specificità delle sue parrocchie e dedizione ai bisogni della sua comunità. È anche attento ed esperto studioso della lingua e della cultura sarda e il lavoro di cui parliamo oggi è dimostrazione di questo, quanto ho detto. E infine Antioco Viani ha insegnato nella scuola elementare, è stato questo il suo lavoro da sempre, da pioniere, insieme alla sua collega Liliana Zucca, ha portato con sistematicità e rigore l'insegnamento della lingua sarda proprio nella scuola. È autore di 2 importanti sussidi didattici che sono stati plurisperimentati con successo in diverse classi. È anche studioso di musica e ha diretto per tanti anni a Isili il coro Tasis. Salutiamo con un applauso i nostri ospiti. E prima di andare avanti diamo la parola al sindaco Luca Piglia, che è venuto a trovarci per un saluto. Grazie, un breve saluto, non voglio togliere tempo prezioso ai grandi relatori che sono venuti qui a Isili, quindi ringrazio Don Paolo per avermi invitato, lo ringrazio anche per aver realizzato questa opera, un'opera che rappresenta anche un importante contributo sia alla lingua che alla cultura sarda. E penso che
attraverso questo libro si venga fuori ed è una testimonianza della ricchezza spirituale e culturale di questa terra. Penso che sia il frutto di un lavoro accurato, fatto con dedizione, impegno e passione. Sicuramente la passione non manca a Don Paolo, e penso anche che sia un modo per aiutare a divulgare il messaggio di Cristo. Quindi fede e cultura penso che in questo libro siano unite, anche un'opportunità forse per noi sardi, un'opportunità per riscoprire le nostre radici cristiane e anche per vivere in maniera più autentica e profonda la nostra fede. Quindi grazie a Don Paolo, grazie a Don Antonio Pinna, grazie a Antioco e grazie a Don Roberto. Grazie a tutti e complimenti per quest'opera. Grazie a Luca, il nostro sindaco, sempre presente in tutte le iniziative, in tutti i momenti diciamo così, di incontro della nostra comunità. Io prima di dare la parola ai relatori, poi ovviamente la serata è la loro e saranno loro a dirci le cose più importanti, però quindi voglio presentarvi appunto, anche se un po' lo sapete già, che cosa stiamo facendo qui questa sera. Cioè il lavoro al quale Don Paolo, Don Antonio e Antioco hanno dedicato tanti anni di impegno, su conto di Gesù Cristo, il Vangelo di Marco in sardo. Prima di dare la parola agli autori voglio darvi qualche informazione e fare qualche osservazione che spero vi aiuteranno ad entrare con più immediatezza dentro questa iniziativa. Per cominciare entriamo nel testo, entriamo subito nel testo. Sono semplicemente quattro righe, 4 versetti del Vangelo di Marco, cioè del succonto di Gesù Cristo del Vangelo di Marco in sardo, l'inizio. Principio dessa nova vola di Gesù su Cristo, su Figlio di Deus, come si scritto in Isaia su profeta. I moi si omandendo garantia a Sangelo mio, pot appronta Isaia, oggi che uno si riende in su deserto, a concordare Isaia su Zenori, derectuso, farei il cammino suso. Non lo leggo in italiano perché sono sicura che l'avete capito tutti. Quindi il Vangelo di Marco inizia con una citazione di Isaia e continua subito dopo con la predicazione di San Giovanni Battista, inizia lì. Io penso che ci si possa leggere un senso di continuità con il Vecchio Testamento e poi importantissimo il concetto di predicazione, e vedrete che in questo lavoro quest'idea, questo tema è molto importante. Faccio qualche osservazione che cerco di fare in modo ordinato. Esistono tante traduzioni in sardo di testi sacri. Su Conte Gesù Cristo non è una completante, perché ha delle caratteristiche precise e rigorose. Dice Bachisio Bandino, antropologo, presidente della Fondazione Sardinia e autore anche di un bel saggio di antropologia dal titolo Per una chiesa sarda, nella presentazione del testo. È una traduzione fatta su testi originali tenendo conto dei 3 criteri di una buona traduzione: la correttezza dei contenuti, la chiarezza della comunicazione e la naturalezza della lingua di arrivo. Possiamo certamente dire quindi che il perimetro antropologico-culturale entro il quale questo testo è costruito è quello della inculturazione della fede. Se è vero infatti che il messaggio dei testi sacri è eterno e universale, è anche vero che la fede è vissuta e interpretata in modo diverso nelle diverse comunità e nelle diverse culture. Per questo è fondamentale la lingua in cui questo messaggio viene espresso. Quindi si parte da quest'idea dell'inculturazione della fede. Inoltre, una buona traduzione biblica quindi presuppone, come sostiene Monsignor Mario Farci, già preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, attualmente vescovo di Iglesias,
competenze filologiche e linguistiche, esegetiche e teologiche e, come abbiamo già detto, antropologiche. Insomma, è molto chiaro che non basta saper parlare il sardo per fare traduzioni e non basta saper parlare il sardo per parlare il sardo di Bibbia. Queste competenze invece sono tutte ampiamente dimostrate in questo lavoro. Ma perché il Vangelo di Marco? Quali sono le sue specificità? Marco, che fonda la sua scrittura essenzialmente sulla predicazione di Pietro, scrive per l'ascolto, scrive per essere ascoltato e perché il suo messaggio sia immediato. Nel nostro testo si parla spesso di urgenza del messaggio ed efficace per l'ascoltatore. Di ciò su cui Gesù Cristo tiene costantemente e scientificamente conto. Oggi a volte ci si concentra troppo sulla lettura, sulla precisione della scrittura e si perde di vista il concetto fondamentale dell'ascolto. Per arrivare all'essenza del pensiero e del discorso dell'Evangelista, gli autori non si sono fermati all'italiano, che è solo uno dei tanti passaggi traduttivi delle scritture, ma sul greco. Da lì l'esame, la comparazione e le scelte linguistiche successive. Il testo ci dà una traduzione sinottica nelle due varianti regionali del sardo, centro-sud e centro-nord. Nel dettaglio di questo vi parleranno gli autori, ovviamente. Infine, l'opera è dotata di un rigoroso apparato esplicativo. Io sono abituata a chiamare apparato didattico, che ci accompagna nella lettura, ci facilita la comprensione e ci consente ulteriori riflessioni. Gli autori lo chiamano bussola di orientamento e l'espressione secondo me è chiara. Questo apparato comprende un racconto bilingue del Vangelo di Marco, che è spesso interpretato secondo un criterio cronologico, ci aiuta ad entrare nei fatti raccontati e ci accompagna verso la speranza di un incontro in Galilea, come è stato per i discepoli e come dice Marco nella figura del suo Vangelo. Un ricco apparato di note con caratteri e funzioni diverse, chiaramente specificate anche nella grafica, note di critica testuale, note narrative, note alla traduzione, eccetera. Un paragrafo esplicativo sulle scelte traduttive che con gli esempi ci fa capire perché quel vocabolo, quel verbo o quel connettivo logico. Ai connettivi è dato un gran peso e anche questa scelta non mi ha fatto scontato. Per finire, ancora un'avvertenza sulla scrittura, per dirci che la scrittura in sardo del Vangelo orale di Marco deve facilitare la correttezza della lettura e far passare agevolmente la parola nata come annuncio, come nova buona, come è stato detto all'inizio. E per chiudere una citazione dal testo che mi è piaciuta tanto, che trovo sia molto significativa, una citazione che gli autori usano per giustificare e dare valore alla traduzione dei testi biblici in lingua sarda. Dicono così: siamo convinti che Dio non ha ancora detto tutto e in tutti i toni, perché i suoi figli di questa isola, che tanti hanno voluta e vogliono ancora muta, non prestano a lui liberamente, finché i suoi figli di questa isola, che tanti hanno voluta e vogliono ancora muta, non prestano a lui liberamente, ma anche con piena consapevolezza, la loro voce. Questo è quanto io ho colto in quest'opera e tutto il resto ve lo diranno loro. E do la parola a Don Paolo che ci illustrerà la nascita, l'evoluzione di questo lavoro, le difficoltà che sono state incontrate, le conquiste che sono state fatte fino ad arrivare al lavoro che oggi abbiamo completo. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio della presenza, ringrazio il signor Sindaco per il suo saluto, anche perché volentieri ha consentito di svolgere l'incontro in questa sala, e Laila che appunto ci è venuta incontro in questo momento come sempre. E ringrazio anche Don Steven e la comunità parrocchiale, perché quando è stata presentata la proposta
in seno al consiglio pastorale, Don Steven e il consiglio stesso l'hanno appoggiata subito e sposata, e quindi siamo giunti a questa presentazione. Allora, per ringraziare Don Antonio c'è tempo, ma lo capirete qual è il motivo principale, l'avete già capito. Io sono di lingua madre sarda, è logico, la mia età lo dimostra, no? Quindi l'italiano l'ho imparato nelle scuole elementari, pian piano, invece il sardo l'ho imparato in casa e così ho continuato per tutta la vita. Quindi qualche difficoltà è venuta agli inizi, specialmente con l'esame di ammissione alla scuola media, superato senza spargimento di sangue, e poi ho continuato così normalmente, senza grandissimi problemi né col sardo né con l'italiano. Ma quando sono diventato prete, subito ho cominciato a capire che nelle comunità che io ho frequentato nei primi 13 anni, Deslo, Samogheo, Austis, Villanova Franca, Santa Giusta, Cabras, Tonara, Belvia Rizzo, tutta quella zona, ho notato che c'era un sottofondo comune, cioè che la formazione cristiana era passata e passava sempre attraverso la predicazione in sardo, perché la liturgia era in latino. Quindi per secoli non c'era lingua madre, c'era o il latino o la predicazione dei preti. Stop. E così è stato fino ai giorni nostri. Però vedevo che appunto nella coscienza popolare c'era questa ricchezza di contenuti anche di fede, religiosi, biblici, di racconti, di modi di dire, di mentalità, che erano frutto di un ascolto. E poi lo dimostrano certi inni, certi canti, sia quelli strettamente biblici, sia quelli usati nelle grandi feste, Settimana Santa in particolare, e così via. Via Crucis in sardo, come ho potuto sperimentare direttamente anche a Cabras, eccetera. Per cui c'era un substrato in lingua sarda che mi sembrava necessario difendere, approfondire, e mi chiedevo perché quando è arrivata la riforma alla fine degli anni 60, dopo il concilio, si è passati all'italiano, perché non si è passati anche alla lingua sarda? Perché non c'erano testi biblici pronti, forse, o per altre ragioni, non lo so, o perché non era ritenuta una lingua adatta. Dovevo superare questo problema e quindi ho fatto una sfida con me stesso. Devo provare se un testo biblico si può rendere veramente in sardo. E così mi è venuto in mente di provare con Marco, un testo contenuto ma importantissimo perché è un Vangelo, e quindi ci provavo. Appena ci ho provato mi sono accorto che non avevo gli strumenti necessari. Non bastava il testo greco, né quello che avevo studiato anche a scuola. Ci volevano altri strumenti. Quindi che fare? A chi mi devo rivolgere? A chi mi sono rivolto? A Don Antonio, perché nel frattempo aveva già frequentato la scuola biblica di Gerusalemme, specializzazioni e tutta l'esperienza che stava fortemente crescendo, e quindi mi è venuto incontro e mi ha dato i primi strumenti necessari. Dopo un po' di tempo, per curiosità, forse, ho detto: ma hai fatto qualche cosa, visto che mi avevo chiesto gli strumenti? E ho detto: sì, ho provato, come è andata non lo so. Una prima stesura di Marco ce l'ho, nessuno l'ha ascoltata, una sola persona, Maria Boi, che era la mia familiare quando ero a Cabras, a Ustis, nei primi anni di Arezzo.
quando facevo una pagina, un pezzo, dicevo Maria Povregei, leggi Talivaridi, e lei di volta in volta leggeva, diceva va bene, poi certi casi, questa è bellissima, sono bella gli appuntini, piacciato. E comunque così è andato avanti. Quando l'ho mandato a Don Antonio, dopo un po' è arrivata la sua risposta, un malloppo così di osservazioni, no? Quindi che fare? Riprendere tutto da capo. Ci vuole un nuovo aiuto. Ho chiesto ad Antioco, che nel frattempo aveva iniziato a insegnare anche a scuola la lingua sarda, quindi per compensare aspetti biblici, linguistici, eccetera, nuova stesura, tutto di sana pianta, tenendo conto soprattutto delle osservazioni bibliche e della linguistica. Poi una terza fase è venuta quando Don Antonio curava sul giornale diocesano Vita Nostra la rubrica settimanale Letture bibliche. Presentiamo le letture bibliche della domenica, i Vangeli della domenica, perché erano quelli che avevamo in mano anche in sardo, come Marco. Quindi questo è durato un paio d'anni. Quindi nuova revisione, perché ogni volta si affinava il testo da pubblicare e quindi si sottoponeva a una nuova attenzione. Poi sono venuti altri estratti, si è tolto dal Vangelo di Marco una Via Crucis in sardo, si sono tolte le pagine usate per suscravamento, sono state musicate integralmente i 2 capitoli della Passione, cantati in parte anche qua esili dalla Corotasis, come La morte di Gesù in croce, Gesù mori in Salugi, cantato anche da poco, e così via. E quindi poi c'è stato un periodo di pausa, ma non che siamo stati fermi, perché intanto anche Don Antonio lavorava sempre alla lingua su altri fronti, e tant'è vero che, come ha accennato Lalla, ha lavorato tantissimo a questo malloppo, che è Possamissa in sardo. 300 pagine di lavoro con 10 proposte di celebrazione della messa tutta in sardo per le grandi feste, Pasqua, Natale, matrimoni, funerali, eccetera. 10 modelli, festa del patrono, e qui è nata anche la nostra festa del patrono con la messa tradotta in sardo, no? E così via. E questo testo è stato presentato all'approvazione della conferenza episcopale sarda per ottenere da Roma il permesso di andare avanti. E ancora si aspetta una risposta definitiva, però come vedete non si è rimasti senza far niente, così come anche Don Antonio ha curato quest'altra pubblicazione dove ci sono tanti canti, i più importanti di quelli tradizionali, inni religiosi eccetera, e poi altre nuove composizioni per la liturgia rigorosamente in sardo, tutti quanti con la musica, il che vuol dire che sono stati anche sperimentati e cantati in diverse parrocchie. E questo senza l'opera di Don Antonio non sarebbe stato fatto né l'uno né l'altro. Quindi questo penso che possa dare un'idea di quello che è avvenuto. Quindi si è arrivati a un certo punto in cui ci siamo detti: che facciamo? Tutto questo lavoro anche con Marco, che ne facciamo? Lo chiudiamo? Lo chiudiamo. Don Antonio ha detto: ma come facciamo a chiuderlo? È semplice, lo rivediamo da cima a fondo, perché dobbiamo, se va scritto e presentato, quindi nuova revisione, soprattutto per il problema linguistico e non solo di fedeltà alla lingua greca, e così è stato, finché si è arrivati alla pubblicazione che è stata fatta dalla Fondazione Sardinia, che ringraziamo, anche se oggi il Presidente non può essere presente, però ringraziamo la Fondazione Sardinia. Quindi questo, diciamo, è quello che io vi
mi sento di dire e quindi ringraziare, e perciò do subito la parola perché forse ho detto anche troppo. Grazie. Antioco in questo lavoro ha collaborato su tutti i piani, credo, su tutti gli ambiti, ma in particolare ha curato la revisione linguistica e quindi penso che ci parlerà di questo e dell'importanza appunto dell'uso della lingua sarda. Sapete, vi ho già detto, lui è un grande cultore e un grande studioso, anche in questi ambiti così importanti. Prego, Antioco. Più che adesso parlare proprio dell'aspetto linguistico del Vangelo, io ho fatto nel frattempo alcune riflessioni proprio sull'uso della lingua sarda, del sardo. Ci mettiamo davanti alla parola lingua, vita che varca, a noi vete sardo e dispregiativo. Se parlo in sardo, riuscite a capire? Perché no, misturo non vale, perché non tutto questo tempo che io strapallavo a questo Vangelo, però a me conteneva altre idee. E poi guardavo, ma che succede a questa lingua sarda? Devo proprio una scuola, poi se ho pentito in sagrese, uguale, e succede a proprio cosa. Cioè in sa scuola e in sagrese è proprio il problema, è proprio le difficoltà, c'è proprio gente che rema a favore, c'è proprio gente che e altra gente che rema da contro. Il primo progetto di lingua sarda a scuola è nasce, come fanno a Ollanda, in 76, quando ancora la regione sarda non ha fatto la legge 24, che via sa lei cercare di permettersi l'insegnamento della lingua sarda in scuola, però aveva una lei fatta tanti può accontentare a qualcuno, ma voi non siete posta in atto bene. Quindi noi ho cominciato a fare questo progetto, approvato sul consiglio del suo collegio della scuola, non perché il maestro ci credeva, ma perché la direttrice ci credeva. Quindi ho basato il suo progetto in voltaggio, che si bragia o che non si bragia. E ci andai in Nantes, un anno, 2 anni, 3 anni, in frattempo se vi sia sarei 492, in su 99, sarei nazionali per la difesa delle minoranze linguistiche. Chi varia che ha una grande tretto, grande possibilità, sembra questo lavoro che avrà da Bruno su papere che è cosa sciatta. E poi accabai a giudicare sul logo, cominciavo a vestire proposte di scrittura. E vi sia annanzi sa lingua sarda unificata, che non sia unificata, via logodoreso e basta. Poi vi sia sa lingua sarda de Messaligna, che via la sa de Mario Puglio, che ha cercato di mesturare logodoreso e campidanese. Poi sa lingua sarda comune, ultima proposta che è stessa che noi usano nella regione, un lavoro bruso spinta a salarte del sul logodoreso che del sul campidanese. Il campidanese non dà già in nulla, che non cala alcuna cosa. E poi una delle ultime proposte è stessa dell'Accademia di Susardo, che fa una proposta doppia, cioè del campidanese e del logodoreso. Noi sono vaghi, se appoggiamo ai bus. Tutta questa cosa mi ha fatto pensare come si sono andato innanzi. Un vago con questa volontà di Adagos che ci creiamo, da vita il maestro non ci creiamo, ti sprese ed è ancora prospago, perché calancuno a pediu del Vagos sul deserto. E poi sa gente se prazzia, a chi ne via i babbi e i mamma, a chi ne via tanta cosa, a chi non deve importare nulla e a chi invece se ci denia, dopo è inutile mo cercare tutte le esperienze. Se propria cosa, poi a cercare per se propria cosa succede in sagrese. Calancuno preti o calancuno laico che ci chiedeva, voleva
provai a difendere questa lingua. In Monsennoresi, espresse, no? In scuola con espresse, in iglesia con Monsennoresi, o fianco contrario, ancora lavoro, o non deve importare nulla, la spredesi su proprio, e sargenti, a favore, contras, gli unici che non protestanti, che accettano tutto, abbiamo aspettati. Perciò che a poter parlare in scuola di Siui, di Arrole, se andasse a essere fai uso. I spicciocchetti sono sempre accettati, sempre i babbusi in mamma, oppure gli altri maestri che si ponevano contro. Però, io si gli incluso questo discorso, perché su chi sta dando cose interessanti è Don Antonio a proposito di questo progetto. Quindi, noi io si facendo, cercando di fare, non fate sardo in sardo, ma matematica in sardo, scienza in sardo, geografia in sardo, lasciato in diverse scuole, avvinza a chi voi, sa regione, come sempre, sa posto i bastoni tra le ruote, come si narra in italiano, e dicevo che si usa fuori dalla scuola, anzi che io altro su piccioletti, su che bancai di grande entusiasmo, ma non tenete più questa competenza vera di usarlo. Voi avete usato che apperde proprio certe cose che sono tipiche di questa lingua nostra, e da tante legate a questo italiano. Poi non faccio esempio su questo discorso per dire e comunque, poi quando potrai comunque usato in crisi, in scuola poi, in moi, su Kishiueo, non c'è grandi iniziative, che non una delle iniziative sul mangiare, guarda caso, in Castello. In Castello c'è un associo, un anno, che ho canno passato c'era una scuola materna, sai? Non c'è un anno che ci sia andato da seguire a fare, però in Castello c'è un movimento umano, de giocano su fortuna, non de hechos. In Sagresia non uscì, Sagresia spredisi i punti in grado di donna messa in sardo sono sempre con spagos, se ho vecchio noso, e quindi sargenti non riuscivo tanto, e spippiuso, se usate cosa su montanai, se ha messo in sardo e spippiuso non sono un golleo, su che tanto non comprendete nulla. Questo è stato il ragionamento che si fa, no? Proprio se uso. E tutte queste cose che contiene a conca, devo iniziare la traduzione, non so delle parti della traduzione, uno va con la proposta, a me già può pensare, sai che a volte poi sceglieranno fuori, il gruppo Don Antonio, però, ci passato un in videoconferenza, perché uno fuori è importante, cioè assunto importante, fai su conto che in italiano un aneddoto, non contigeggio, quando presentavo il primo cantido di questa messa in sardo, noi in vita, lui era l'ordinario della messa, cioè su Gloria, su Santo, Signor Dei, eccetera. La prima volta che io cantavo su Gloria e San Giovanni Deuso, quando una credente, logicamente, e legge con San Giovanni Deuso, ma non con suo cantido, con suo fuetto. Cioè, quindi questa cosa mi ha parlato, cioè ogni volta che ci verrà sono quello in questa traduzione, devo dare attenzione, finza e a commenti da ricci da chi ne legge. Questa che San Giovanni Deuso, e tale c'è, San Giovanni Deuso è traduzione letterale del greco e dell'italiano puro, agnello di Dio, o non è del sul latino che la teniamo sul comprendiamo, ma pur sesti. E senza pensare che in mamma sa dei nantesi, fu dentro con il più un solo, e sta dicendo San Giovanni del Dummino. Poi San Giovanni, posso usarlo, commenta poi gli ebrei, San Giovanni, per questo tipo di cultura, è una cosa importantissima nella scala dei valori. E poi non usarlo sia su proprio, però in San Missa, in San Missa non, chissà vita, non andava bene. E forse se commenti mi hanno una volta una dottoressa a proposito di malattia di Conca, che mi ha malattia di Conca, funti che Dio ha donato con sa mano del manca. E forse se Dio si è sbagliato quando si è cominciato a donare in lingua a sa gente,
Su sardo che dava con sa mano in manca. E con sa mano retta dava su inglese, su spagnolo, su sa nostra dava con sa mano in manca, che sa gente di vari che non andava bene. Oggi no, è stesso che poi non c'è riuscito a comprendere manco la lingua nostra. Perché oggi no, non comprende, puita su sardo non si può usare come tutte le altre lingue. Si può cantare in inglese, si può cantare in spagnolo, in inglese, però in sardo già è una cosa impossibile. Ecco. Quindi chi dirà che avevo sconto di tutte queste cose, potevo dire che in questa traduzione, a parte tutti i problemi di interpretazione del greco, che noi, Don Antonio ha fatto tutta questa parte sua, eccetera, ma finché se castigliano italiano, altre lingue, sceglierai certo suedo è una cosa abbastanza complicata, difficile, ma questo due documenti tanto arricchiti scritti. Probabilmente in questo religioso c'è anche un esempio, quando Gesù narra delle cose che noi centriamo entre su gruppo, e delle cose che indietro entre su gruppo, che califonti pure e califonti impure, in cui si tocca a scegliere certo suedo, e la gente magari non comprende in sardo, ma non vuole più leggere in italiano, no, che sa vuita, comunque. Penso che voi tutte queste cose da andiamo in mezzo su Don Antonio, Dio ci vuole allungare ancora di Bruce. Grazie Antioco, e adesso molto atteso l'intervento di Don Antonio nel vivo che entrerà nel vivo della questione. Entriamo nel vivo. In sardo, italiano, come ti va? A misturarsi. L'ultima cosa che Antioco ha detto, chiedersi come è ricevuto. Ed è per questo che siamo qui. Non siamo tanto noi importanti quanto voi. E lo vedremo. Ringrazio anche la presentazione del signor Sindaco, perché ha detto una cosa che è proprio quella che pensavo per questo incontro. Cultura e fede. Parliamo di lingua, ma ha detto il signor Sindaco, voi ricordate la frase, è anche un annuncio. Noi oggi annunciamo il Vangelo di Marco. Ho scelto di verificare con voi i capitoli 7 e 8 perché sono fondamentali. E sarà all'ascolto. Ho stampato solo 50 fogli e non sono bastati perché, grazie a Dio, siete in tanti. Però non ha importanza. Sugontu di Gesù Cristo. Già sentire sugontu, qualcuno dice ma sugontu sembra quasi diminutivo, sconto de vorreda, però sugontu di Gesù Cristo, poi c'è il Vangelo del resto subito dopo, no? Sugontu di Gesù Cristo mette subito il piano di lavoro sull'oralità. E quindi se non ce l'avete tutti, l'importante sarà ascoltare. Perché il Vangelo di Marco ha avuto la sfortuna di essere, soprattutto noi oggi, un testo scritto. Ma anticamente erano pochi quelli che leggevano e il Vangelo veniva annunciato oralmente. Quindi sugontu perché forse dovremmo anche riraccontarlo. Quindi uscendo da qui io penso che potrete uscire toccando più con mano cosa vuol dire tradurre, ma in modo egoistico, uscendo da qui io porterò quest'anno a Dio che è Paoletto qui, ciò che voi potrete dire, cercheremo un po' di vedere questo. Anche la frase che ha sottolineato, che mi sembra importante come approccio per capire perché si parla il sardo. Quando l'ho detto anche a Monsignor Batturi che era venuto qui, non ci avevo mai pensato. Perché l'approccio sbagliato è quello che dice a che cosa serve? Tutti quanti ormai parlano l'italiano, perché non hanno mai sentito la gente parlare in sardo. Se uno cammina nelle strade, io ne sento gente dove stanno, anche se non giro morto, ma quando sento parlare in sardo. E io dico, a chi serve? Serve a Dio, caspita.
Perché finché Dio non parla in sardo attraverso la nostra voce, non ha detto tutto in tutti i toni. E oggi vorremmo sperimentare, soprattutto con quelli che leggeranno, il tono. E voi ci direte se il tono è diverso, se Dio ci parla più familiarmente. Allora, la parte importante sono 3 brani di lettura che io introduco semplicemente. Il primo brano di lettura lo introduco con quello che voi vedete alla pagina 41, che ha evidenziato bene la relatrice, che bisogna leggere, perché ci sono delle cose importanti. La cosa importante è che diciamo oggi è chi studia, qui Don Roberto lo sa, chi ha studiato negli istituti di scienze religiose, gli esegeti discutono come è organizzato questo racconto. Noi l'abbiamo organizzato proprio come un racconto raccontato ed è molto semplice. Gesù comincia a predicare, si inizia, ma non leggiamo direttamente, insomma che faccio più in fretta, pagina 41. Pagina 41. Appustisi che ad ascoltarsi la predicazione di Giovanni, appustisi battiamo su Giordano, Gesù su immensa da missione sua. Nell'ega se cumpliu su tempus e sarreno di Deus esta canta. Isso accompagna da simparo cosa sua, quei miracolos, e proprio un santorità che tu vai, commensa a si vai biri diverso meda dei rappresentanti ufficiali della religione. Molto diverso dai rappresentanti ufficiali della religione. Il Vangelo di Marco, oggi usciremo da qui convinti che discute cosa vuol dire credere, qual è la religione che Gesù intendeva. In 5 questioni si accontierre, Gesù vuole da creare questa maniera sua di interpretare e pone in pratica questa lei religiosa. Il maistus de lei, gli scribi, il maistus de lei e i farisei vogliono per regolare la vita del suo popolo, regolare la vita del suo popolo. C'erano 2 regole a tempo di Gesù Cristo, la regola dei Romani, che mettevano le tasse, e la regola del Tempio, che metteva le tasse anche lui. Le tasse, non so quanto sia in Italia la percentuale delle tasse, ma in quel tempo era il 65% del reddito. Fate il conto in che situazione si trovava la gente. Il Susana del perdono delle buone autorità, miracolo del paralitico. Se era fatto su un esattore imbroglione voluto di romanos invasoris, levi. Non c'è uno che secondo il norma sanendica e su tempus de sa festa sua, ma vinza, a suo contrario, narra che su valmini dei sus bene dinanzi di ogni regola religiosa. E a capo da fai di biri, che deve la ragione isso, potenti a su buon senso che fa su bene, uniasi de normas a su sabato, sapendo dia del suo rapporto di vita con Deus. Il sabato era il principio non negoziabile. Proprio a questo si dimostra questa mancanza su sabato, diretta all'ombre di questa decisione di uccidere Gesù. Nel Vangelo di Marco la decisione di uccidere Gesù avviene al 3° capitolo. Marco cominciava ancora e già è deciditi di vai volas. Al 3° capitolo. Matteo che segue Marco inserisce dei materiali e arriva al capitolo 12. Capite? Il Vangelo di Marco è terribile da questo punto di vista qui. E Gesù Saras con i scienti sus si vuole ritirare l'orrore del mare. C'è un primo ritiro. Dopo questo capitolo 3, versetto 6, dopo che decidono di farlo fuori, Gesù si ritira. È un primo ritiro. Nel Vangelo di Matteo questo sarà sviluppato. Non è sempre tradotto così, purtroppo. Seconda parte del Vangelo, quindi i primi 3 capitoli del Vangelo di Marco mette davanti com'è che Gesù Cristo pensa alla religione, i bisogni della gente prima delle regole fatte dagli uomini. Formato isso sul gruppo dei dogi, Gesù si di predicando sul regno di Deus. Questo imparo la sua a parabola e con i miracoli che la accompagnano, cresce di salvuma della gente che più ricca le pone da fatto.
E i discepoli Gesù si preguntano, e chi mi mai adesso gusto, chi gli vuole in mente sul vento e fine a sommare? A parte contraria, cresce di pure supposizione. I spaventi su e tutto. Gli antapodi vanno a loro. I discientesi, noi traduciamo discepoli, i discientesi. In Sardegna era importante l'apprendistato. L'apprendista, figlio da disciente, andava con un maestro. Era una scuola completa nella pratica di vita. Perché dire discepolo, vabbè, si può dire discepolo, però non è radicato nella cultura sarda, disciente, che impara col maestro. Vabbè. I discienti a volte sapari che comprendi e a volte sapari che i tavoras che non comprendi. Provincia dei spaesanos de Nazareth, tra Mir e Gelosia, arrefudan da sa manera sua di guardare, ed e fai miracoli finza foras dei lacanas de sa patria sua. O capai, dell'uomini si scontrori umano, quei fariseos e scribas. Qui abbiamo usato scribas, questa è la traduzione di Mario Punto, che non è... I scribas, noi nel Vangelo ho sempre detto, i maestros delle poi vedremo. Poi capai dell'uomini si scontrò con i farisei e i scribas, proprio con questa posizione tra il comandamento del Deus e s'intrego dei uomini. Capitolo 7 che adesso ascolteremo. Gesù non scende a capo delle predicai, ma in direttura ci essi da fuori della terra promitia, sindiando da Sestero a Solibano, ai Spartis del Tiro, e non può predicare, ma così appartare. Ed è una cosa che, ecco come noi organizziamo il Vangelo di Marco, ed è una cosa nuova. In tutti i commentari non ho mai visto questo, che è la cosa più semplice. Su conto, Gesù comincia a predicare e fa vedere qual è la sua idea di religione. Trova opposizione, al capitolo 7 l'opposizione è così forte che Gesù se ne va via. Spegne i telefoni, non vuole che nessuno lo sappia, se ne va all'estero nel Vangelo di Marco. Guardate la crisi di Gesù Cristo, se ne va via, smette di predicare, se ne va all'estero, non vuole che nessuno lo sappia. E una volta andato via, come rientrerà? Questo è il Vangelo di Marco. Io sono stupito come nessuno dei commentari mette in risalto questo, perché poi gli altri Vangeli non seguono questa via, ma questa crisi esistenziale di Gesù Cristo, che comincia a predicare che secondo l'idea sua, Dio per me è questo, vede che la legge religiosa, i rappresentanti del Tempio, i capi della religione, la religione ufficiale, gli è contro e lui se ne va. E non vuole più predicare. Come rientrerà? Perché se non rientrava noi non saremmo qui. E allora ascoltiamo questo capitolo 7, che deve leggere adesso, viene qui, e ce lo farà sentire. Quando non leggiamo il testo, ma sentiamolo letto a voce alta. Va bene? Luigi Pizzalis, ti avvicini per leggere il microfono, dove sei? Non lo so se puoi leggere da lì. No, va bene al microfono, sì. Perché vieni Luigi. Quello forse ci arriva, sì. Sì, proprio no. Ascoltiamo senza nessuna troppa preoccupazione, che effetto fa? Sentirlo. Guarda che vostesa vetta da me da questa lettura, spero di non sbagliare. No, vai tranquillo, come lei letto legge la voce alta. E a Tovianta, anche a Budissu, os fariseus, e os canto maestro de rei, venios da Gerusalemme. E biendi, a os canto dei discenti suso, fianta vapendo, senza desaffrontare i mausu, e stanai, senza desisciacquai, che i fariseus e tutto i giudeus non papà, che non si sciacquanta i maus come desideri, a compiere si intrego dei antigos, e cosa del suo mercato non di vappa, senza desisciacquai,
e tenti finza di altra cosa mera che anticonnotto di accompiare. Sciacquatura de d'assas, de diavos, de stregi de arrami e de ettus. Cussus fariseus duncas, e il maestro de Hei, li pregano tanta. Poiché che i scientis tusu non camminano su un trego dei antigus e papan tangenza desapprontai maus, esso dizia no. Bello su che ha profetao Isaia deus atrus, frassus commenti seisi, commenti lui era scritto. Questo popolo, il lavras ama orada, ma con su coro soro e sta in largo de mimmi. Te badas amadoranta, imparenti imparusu, chi funti vostusu deis umis, la senda perdi su comandamento de Deus, accumpiaisi s'intrego deis umis. E disegnarà, pago bello, andistorrai su comandamento de Deus e ponni annantesi su intrego deus altro. Mosè ia finza zenare, ora babbo tu e a mamma tua, e a chi mahdigiri a suo babbo e a sua mamma sia da cabao con sa morte. Ma osato l'eraisi, chi era da suo babbo a sua mamma corban e adesso in promitenzia, e scusto che io adeppio ai a tia vo giù. Non di assai se vai brunuda po suo babbo o po sua mamma. Storrendi su verbo de Deus po su intrego che osatrus e tutto es entregao. E cosa saici li vai medas. E io serviao d'orra sa gente accanto a sua e disegnarada. Ascoltai mi dottos e comprendei. Non s'agatta nulla in forasa de chi intrendi dinci a intru du vozza chi intrendi in ceddu a intru du vozza ponere in mahesa. Ma du vonni mahesa este su quindi esseri de isso. E quando ci vude intrau ad uomo, e quando ci vude intrau ad uomo, al largo de sa gente, si scelse susu meganta de preguntai de sa parabola, e desiderava. Tanto sei finza se vosatrus che se sentito. Non comprendesi che adotto su questa parte dell'orasa in trendinci a intro di ugu non di vodi pondere in mahesa, che non ci dintra da su voro ma a saentri, che ci diese di su voro, torrenda issa pone in purezza ogni cosa deve fare. Narà dunque, che su quindi esseri di ugu, curso esche du vodi in mahesa, che di intro de su voro de sa gente, di essenti dispensamento maus, brigungias, furas, mortes, adulterios, asurências, mahesas, traitoria, deshonestai, ogumao, frastimi, vahentia má, maquimis, tutte queste cose masa, di diesem de dentro, e si impestan a uno, e non pestan a uno. Tanto Gesù, pesado dei nias, in divu partio, ai lac de viro, e entrando a uno, poi a non riuscire. Antonio Margio, prima, adesso parliamo di questo passo, poi introduciamo l'altro. Entrare a Dom vuol dire che non riuscire in esso. Non so se l'avevate sentito altre volte questo, cioè che Gesù Cristo entra in crisi e se ne va e non vuole che nessuno lo sappia. Che cosa chiediamo? Che cosa potremmo fare adesso? Innanzitutto, se si è capito bene tutto, se abbiamo avuto l'impressione di qualche cosa, di sentire per la prima volta, qualcosa può succedere. Se c'è qualcosa che non si è capito bene, se c'è qualche cosa che si può suggerire, dei termini, può aiutare in questo momento. Allora il foglio verde che avete, dove però ho messo soltanto la prima parte. È stato per dire, per orientare un po' le cose che si possono
dire adesso. In questi dialoghi probabilmente la parte più in genere che si discute sono le parole, il lessico, usare una parola invece di un'altra. Però, come ha detto all'inizio la moderatrice, signora Lana, state attenti se nel racconto è apparso che c'era una continuità. E per la continuità sono soprattutto il modo con cui quando uno racconta in sardo, chi racconta ha sempre presente che sta raccontando a uno, e quindi ogni tanto anche il Vangelo di Marco ha queste parentesi perché è proprio il racconto che fa a una persona. Forse si capisce di più adesso, magari se lo faccio in italiano, sono più fatto in italiano, no? Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, e qui la traduzione ufficiale mette una parentesi. Perché cominciare qui la parentesi? Vedete che allora chi racconta sta pensando che sta raccontando a chi, quindi ha sempre presente l'interlocutore. I farisei infatti e tutti i giudei, c'è una lunga parentesi. I farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non sono lavate correttamente le mani, la parentesi, eccetera. Poi termina il versetto 5. Quei farisei dunque, in italiano non mette questo, sta finendo la parentesi, deve far capire a chi racconta che sta riprendendo il discorso. Noi abbiamo cambiato, quindi chi racconta sa anche quando comincia e quando finisce il racconto. Vedrete che non corrisponde sempre, perché l'italiano pensa allo scritto. Noi in sardo abbiamo pensato all'orale, al racconto proprio. E quindi questo aspetto c'è sempre. Di per sé, perché iniziare la parentesi quando lui, Marco, ha cominciato già a spiegare questo, quando dice cioè, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, e qui comincia la parentesi, cioè non lavate, i farisei infatti, per esempio, no? Per cui in italiano, avete visto, in sardo è stato così. E a Togliant a Cavolisso, i farisei, se uno scalto maestro da lei, Benius di Gerusalemme, vengono da Roma. È l'Inquisizione che arriva, capitolo 7, arrivano dal centro per aggredirlo, Benius di Gerusalemme. Chi racconta deve... È evidente che uno scatto di gente su viene da appende che era saprotà in mano, se vedremo poi questo, e quindi c'è la parentesi, che era saprotà in mano, e spiega, e stannai, che era della sciacuaiga, e fariseo di tutto. Vedete che allora non abbiamo seguito l'italiano. Chi traduce tutte le traduzioni che avete, poi adesso nel foglio verde avevo messo 3, seguono l'italiano tutto e basta, perché seguono lo scritto che... però lo scritto l'italiano pensa alla lettura, non all'ascolto. Bene, nel foglio verde non spaventatevi se c'è il greco, questo l'ho messo, chissà potrà servire in seguito a qualcuno. Vedete che vi ho messo in giallo le differenti scelte lessicali, no? Maistus de lei, gli scribi, Vargium, gli scribas, Cucu è un gesuita che era nato in Tunisia, battezzato a Roma, poi a Cagliari, ha scritto la traduzione del Vangelo, e dice «Isi scienziauso de salei». E noi avevamo in sardo il maestro su maestro vero, su maestro l'in, il maestro di lei. E Meloni lo stesso, i scribas, isi scientis, discipulus, tutte e tre si usa discipulus. Noi abbiamo preferito i scientifici per questa scelta antropologica. Con mani impure, come tradurre con mani impure? I toinai, se diciamo con mani impure, è un concetto che non c'è nella nostra cultura, il concetto di impurità rituale. E allora, come tradurlo? Come tradurlo? Noi abbiamo scelto senza preparare le mani come si deve. Come era il rito, che era saprotà in mano. Vargiu non traduce questa parola, non la traduce, la salta. Cuccu segue il sede, in greco è con le mani comuni, cioè con le mani come nella vita, senza farle entrare nell'ambito del rito religioso. Ma cosa vuol dire?
cosa capisce uno se dice manus communis, i tuoi nai? Manus communis, i tuoi nai. Si dice in sardo... State in riserva, Simone? No? Ma... Aici commenti via. Aici commenti via. Si potrebbe capire in sardo questo communis. Aici commenti via. Beh, è una cosa... Serve per spiegare se non altro. Con manus communis, che è stannai, non sciacquadas. Qui sciacquadas la scrive con CQ, poi scrive solo con la C. Meloni impuras. Impuras non è che spieghi bene, comuni si spiega un po' qualche cosa, qui ci lo metti via e noi che ne si affronta in manus, eccetera. Ma questo è solo per dire scelte di lessico e scelte di tono. Che impressione avete avuto voi dalla lettura, ascoltando? Nessuna impressione speciale. È chiaro. Quando è chiaro, nessuno si accorge. Perché se avessimo letto, se io leggo adesso Cucco, per esempio, voi non so se direte che è chiaro, no? Ma lo faccio perché dovete capire il lavoro che hanno fatto, che si è fatto, no? L'ultimo lavoro appunto era l'inverno. Leggo Cucco per vedere se avete la stessa impressione. Accorgersi di questo. Si potrebbe leggere anche l'italiano per vedere che effetto che fa. Cucco. E i fariseus e calincuni degli scienziaus dessa lei, che veniant da Gerusalemme, si riuniant accanto di esso. E quando antibisto che calincuni dei discepoli suos cum manus communis, che stannai, no sciacquadas, papante spanis, poites fariseus e totus giudeus, se non si sciacquant con assento, is manus no papant, tenendo la tradizione des antigus, e benus dai sul mercau, se non si sienta mundausum, no papant, e altre medas cosas che giunti, che tramandadas ponit in pratica, lavandas de lasas, de strejus, de oggettos, de arramini, tu pregontant, costus fariseus, e scienziaus dessa lei, Vita no andat de discípulos todos segundo a tradição des antigos, ma com manos impuras, papata subani. Isso pensadas de adinau. Bene Isaia de profetava suba de vosatos, fingidores, commenti ci stato scritto. È la stessa reazione che avete avuto alla lettura precedente? No. Ditela. Quindi quando una cosa è chiara, va avanti e nessuno si accorge. In questo senso la traduzione loro, tutte quelle che ho visto, per esempio allora, è bene de sul mercato, se non si sienta mundaus, non papant. E poi nasce, se non si sienta mundaus. Tu hai detto mundaus. Perché lui usa mundaus? Perché dice la guarigione, cioè il rito, ricordate il lebbroso, questo non avevo visto che Cucusa, quando c'è il miracolo del lebbroso, lui dice, perché il guarire il lebbroso, la lebbra era una malattia fisica, ma anche importante, aveva come conseguenza che ti rendeva impuro nella società, non potevi essere insieme agli altri. Quindi essere guarito dalla lebbra è anche essere guarito dall'impurità. E allora Cucco dice, se tu vuoi mi puoi purificare in italiano. Lui, come dire, e lui dice, si ollis mi vodis mundai. Quando si fa la verifica come adesso, di retroversione, se voi provate a tradurre adesso si vodis mundai in italiano, cosa direste? Se vuoi mi puoi scopare, che non è la stessa cosa. Potrebbe essere una traduzione dall'italiano mondare, vuol dire. Mondare, Però è proprio una traduzione un sardo poi mondare. È una forzatura comunque. Un sardo Ma è una forzatura è un comunque. italiano antico per dire pulire.
questa è la prima volta che facciamo questo, quindi è chiaro che non tutto. Io introdurrei subito la seconda lettura, perché è entrando dentro il lavoro che magari si capisce. E prima di tutto allora l'annuncio, perché Gesù Cristo se ne va e non vuole che si sappia. Come cavolo farà a rientrare, a superare questa crisi? C'è una donna che viene a sapere e va a trovarlo ed è quando gli dice, e Gesù gli dice, non è bene prendere il pane dei figli e darne ai cani. Gli ebrei hanno questa idea, ce ne accorgiamo questi giorni, no? I coloni come trattano i palestinesi, li trattano da cani. E Gesù risponde, non è bene prendere il pane dei figli e darne ai cani. Vedete che Gesù, che pure ha smesso di predicare, resta con l'idea di quello che doveva fare. Non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cani. Lui ha smesso di predicare, ma ha il complesso di colpa. Non è bene prendere il pane. Vede che sta pensando a quello che ha smesso di fare. E la donna gli risponde a tono, ok, il prezzo è giusto, saremmo anche cani per voi, cari ebrei, ma anche i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei figli. E questo è il primo miracolo. Gesù Cristo qui è miracolato, perché Gesù Cristo cambia. Dice, hai ragione, per questa tua frase tua figlia è guarita. E Gesù riparte. È una donna che convince Gesù a riprendere, a tornare. E Gesù torna, e sentiremo dal racconto, che segue la via più lunga. Invece di scendere subito a sud, sale a nord, dove a Tiro e a Sidone. Scende la via più lunga. E sentirete i due miracoli che fa. Il primo miracolo che fa è guarisce un sordo muto. E chissà perché. È lui che stava diventando sordo muto. Lui è diventato sordo muto. La donna lo ha guarito. E il primo miracolo che fa è forse così strano che Gesù guarisce un sordo muto. È stato guarito lui da sordo muto. E allora guarisce un sordo muto che incontra per la strada. E la donna gli ha detto, saremo anche cani, però anche i cani mangiano delle briciole che scendono, che cadono dalle tavole dei figli. E il secondo miracolo che fa è la moltiplicazione dei pani. È in terra pagana. Gesù fa esattamente quello che gli dice la donna. Però cosa succede? Che quando arriva e fa il primo tentativo di rientrare, il testo dal punto di vista semiotico è interessantissimo, perché dice arrivano ad Armanuta e in oeste questo di Armanuta, ma così scegli, interessante. E lì cosa succede? Trova quasi che lo aspettano i farisei, che gli dicono dacci un segno dal cielo. Adesso lo dico in italiano, poi lo sentiremo in sardo. Ed è il momento più duro di Gesù Cristo. Gesù Cristo manco gli risponde. È come se dicesse, i tonti gustus, si riferisce ai discepoli, i tonti gustus, manco gli parla. Il primo tentativo di rientro di Gesù Cristo fallisce. E Gesù dice, i tonti gustus, vi ciocco se vi gai dotto che si incendato. E se ne va via di nuovo. Il primo tentativo di rientrare fallisce. Come rientrerà? E sentiremo a questo punto una frase interessante che non avete notato, però una delle frasi che Gesù Cristo dice, che è molto sarda per la verità, anche se è molto greca lo stesso, è bello se vi ha profetato Isaia de Bosato. Non rileggiamo quella frase, perché per voi certo era chiaro, no? Perché è suonato familiare, questo bello a profetare Isaia de Bosato. Ma se io ve lo leggo come dicono gli altri, vediamo un po' dove è scritto. Le foglie offerte, vedete alla fine, l'ultimo, esso diceva, bello su che ha profetato Isaia de Bosato, su Frasso, su 26, come lo ha descritto. Vargio segue la traduzione dinamica dell'LDC e dice, Gesù gli sia risposto, su profeta Isaia venia da regione quando verrà de Bosato, sei falso, come c'è scritto sul libro su. Cucco, isso in Saras di Adinao, bene Isaia di profetava su de Bosato, su Fingidores, come è scritto. Questo è l'italiano, bene ha profetato Isaia di voi. Meloni si trova in imbarazzo e guardate cosa ne esce fuori.
Isso gli ha risposto, ipocritos, questo ipocrito. Secondo su di è scritto, Isaia ha fatto buona profezia di vosaltros. Allora, qui era molto semplice. La traduzione nostra, diciamo, è il greco l'intervinto, uguale. Ogni persona che Gesù Cristo sapeva un po' il sardo quando viene. E isso dizia, no, bello su di ha profetato Isaia di vosaltros, frastos argumentisesi. Poi vedremo una frase simile tra poco. È naturale, è naturale. Voi non l'avete notato, è passata liscia così, però se voi ci pensate, ed è il greco, l'intervinto, kalos, bellamente, bello sugli annavi Isaia. E noi lo comprendiamo subito. Ecco cosa vuol dire dare a Dio il tono nostro. Non so, se ci viene subito, se comprendiamo subito, questo va bene. Sentiamo allora quando Gesù Cristo viene convinto a rientrare. È venuto prima e stava parlando. Sì. Anche qui ascoltiamo. E aici ne fu possiamo arraiguare, anzi, luego una femmina. No, che mi metto vicino al microfono. Sollevo un po' il microfono. E aici non fu possiamo arraiguare, anzi, luego una femmina che ti adantendi un po' messo che sta dicendo sua. Cosa sta leggendo? La sta un po' Continuazione. modificando. No, non modifica, adesso non modifica. Legga quello che c'è scritto, adesso modificare. Poi lo dirò perché lei vuole correggere il luego. No, non sto correggendo, sto parlando in un rese. Leggo così. Sì. Poi magari discutiamo. E ne fu possiamo arraiguare, anzi, addirittura una femmina che di adantendio pomorica una felicità sua portato uno spirito malo. Venendo ci deve gettare a paesi. Sa femmina dunque fu greca, di razza sirofenissa, e megata di duregai, non ci pogai sul demonio dessa felicità sua. E isso ordinava. Innanti la savrandi sfiglioso, che hanno essi bello, andivigai su vani dei sfiglioso e anceduliai ai scallettoso. Essa, tanto di attorrava dinai, eia se nori, ma vincias ai scallettoso, azuta de sa mesa, si va a pantare, sa impedire des pipietos. Gesù non sarà dannau. Po questo vueto vai, destigiai belsiu su di menio de villicetta tua, e torrente a domo sua, e adattau sa pieta, arrimava in sul letto e se dumoni già in belsiu. E besenniti d'oro, deslacano de diru, che andau, passenti de Sidoni, a sul mare de Galilea, a tretto de meso de slaccanas des 10 cittades. E di dipende di un usurdo a chicchiadori. E ti supplicano te divonni sammano in pizzos. E Gesù, pigliandesi da parte, ai largo de sa gente, di ha posto is dirius in urigas e stupendi di ha toccato sa lingua. E castiendo in alto, a cielo, e ha sospirato e di nada. Ha fatto, e adesso, poveri di tutto. E addirittura si deviano verto su is ascoltos e si devuta su istruiu su nuda sa lingua e megata di guardare larisi. E così ad apprezzato a non nulla nemmeno, ma brutus presentata e brusu gustus di già tanta subando. E andavaranta a trudiu su mera e naranta, a bellezza ha fatto tutto. E ai surdus lo
dus fai intenti e il modo dus fai guardare. Devo continuare. Questa sdisi senti che lui ha torrato gente, mera, e non portando cosa di papai, si rianta si sciente a canta sua, e desinarano. Mi divare l'astima di questa gente, che già i 3 sdisi punti con me, e non portano taita papai. Che dus dispedo, Giovanus, a domo in soro Santa Dismaniai in Sabia, e un canto e uno scanto di gusto fronte al ribauso di atteso, e si scienze si dianta risposto. A questo dei noi un duso ianta po' di grandi, e noi in sul deserto, e desia preguntavo, devani scanton di vortaisi di Antanao, 7, e in comando la saggenti a esister in terra, e pigenti 7 vani, torrenti grazias, tu sia prezioso e tu donada a scienti susu, per tu apporre. A duso ianta a portare saggenti, a porta saggenti, portando vagos lu piscigello puro. E benedicentitus iannau a porre vinza segusus, e ianta valpau, e si vianta prandius, e desarrogus, sorbaus, dianta a regorto 7 sportas, e fianta giai 4.000, in 200 despedius. Siamo abituati a leggere il sangue. Prima osservazione, voi vi siete accorti che si è trovato in imbarazzo, esigente il suo, diete risposto ca. Noi in sardo, quando stiamo citando uno, non è che parlando introduciamo sempre, come fa il greco, introduciamo il discorso diretto, come lo introduciamo. E dopo un anno gaggia benjo, gaggia benjo. Siete accorti che lui l'ha saltato perché nella lettura scritta non siamo abituati a questo. Siamo abituati all'italiano in realtà, anche nella lettura dei concetti siamo abituati all'italiano. E contare, raccontare, su conto. Bisogna riscoprire anche la nostra oralità, no? E quindi non so se questo dovesse, adesso stanno, non so cosa stiano facendo in questo momento per proseguire la traduzione da presentare ai vescovi, ma io penso che questo non l'accetteranno. Però noi nell'oralità non abbiamo 2 punti aperte virgolette, questo è scritto. Basta tradurre il greco com'è e allora ritroviamo l'aspetto orale. Dopo una c'è bene. E perché non scriverlo? Perché così dico a chi sta leggendo che sta parlando a te. Altrimenti la scena brutta che ogni tanto vediamo, no? Anche la televisione, no? 2 punti virgolette, come dicono, fanno lo scelta delle virgolette. Basta ricordare l'oralità. E si scende il suo diventa risposto, cae gustus dei noi uno, lui si era un po' di grande in noi sul deserto. Va bene? E l'altra cosa che volevo sottolineare, in lettura. Lui ha detto, ma non sono naso luego. E infatti tutte le traduzioni dicono luego in sardo, perché in italiano c'è subito. Allora voi avete, ve l'ho detto prima, l'importanza delle note che avete alla pagina 52, noi abbiamo spiegato perché la nausea in lettura. Dicono che è un tic di Marco, dire è subito. E allora ho confrontato cosa faceva la traduzione del 74 con quella del 2008. Alcune volte lo lasciano, altre volte lo tolgono, però questo è subito
se noi leggiamo soprattutto la parte iniziale che cominciate a leggere prima, c'è la predicazione di Giovanni Battista e subito, questo è subito, in greco, secondo me, dice il modo diretto con cui Gesù, con cui nel Vangelo si racconta le cose che avvengono. Non è semplicemente subito, un tic, è di dire, e questo avviene davvero. È per quello che abbiamo voluto mettere in derettura. Poi tasinare pure, e derettura da punao, si dice in sardo. E noi abbiamo tradotto sempre così. La nota a pagina 52, queste note sono un po' per spiegare, le abbiamo messe separate, perché prima il testo, poi tutte le discussioni sul testo. L'interazione idu, ego, e l'aggettivo, euzeias, evidenziano sia l'immediatezza del compiersi del tempo, resa con il mo in centro-sud, sia l'urgenza della risposta dovuta alla voce iniziale. Infatti l'invito dell'Evangelo è fatte diritte le vie. Fatte diritte le vie. È in diretto. Questo, in greco, questo fatte diritte le vie viene richiamato ogni volta da questo subito. E quindi noi abbiamo voluto far risuonare all'orecchio questa risonanza. Fatte diritte le vie, che in sardo diventa, come chiedesi vostro in sardo, no, all'inizio del racconto di Giovanni Battista, per dire, se voi dite luego non avete questo richiamo all'orecchio delle vie dritte, no? Alcun codrai saia de sus enori, direttus fadesca minusus, direttus fadesca minusus, e in direttura, non so se mi spiego. Ecco perché abbiamo voluto mettere in direttura, perché ricorda quello direttus fadei, e quindi questa prontezza in quello che Gesù fa, e questa prontezza in quello che anche i discepoli e noi facciamo. Questa indirettura quindi richiama le vie diritte che noi dobbiamo fare. Questo abbiamo voluto fare. Tutte le altre traduzioni dicono luego, ma luego non richiama questa assonanza, perché euzeias, dritta è euzeias, e subito è euzus. È chiaro che chi ascolta si ricorda, l'orecchio è importante. Ecco perché abbiamo detto, no, legga così com'è perché c'è qualcosa da dire. Però vedete quanto è importante imparare a raccontare in sardo. Se noi leggiamo, non siamo abituati a leggere, quindi la nostra lettura diventa un pochettino, no? Non comunica tanto. Se noi vogliamo veramente riportare il sardo anche nella liturgia, bisogna saperlo porgere anche. Poi li diamo comprendio. Sa mamma a sa villa. Peendo sessi, luego, in direttura. Ecco, interessante questo, sì. E in direttura indica l'urgenza. E luego non esprime questo, vero? In direttura. Faccio un esempio che conferma. Passiamo alla lettura. Sì. Prego Matilde. Dite noi pluralis. Come Gesù deciderà di rientrare? Perché adesso è un po' a suspense. Il primo rientro è fallito. Come a questo punto l'Italia sul serio. Io non dico niente adesso per introdurre questa lettura, però capite che la suspense, cioè se uno si immagina raccontando questo a Canta Savorredda, deve capire che allora discutere della lingua senza conoscere il testo, come diceva il sindaco prima, è un annuncio. E adesso Gesù come rientrerà? E se rientra da solo, dico aiuto. Sentiamo.
nel testo Il testo è pagina 22. 22? Sì. 23. No, 22-23. sì. E addirittura aziende in sa barca acquisiscenti s'uso fiall'ompio attretto de dalmanuta. Tandusu fia vestiusu is fariseusu esivianta vostos in pari a dicicai quistionsi, cicembius in nave de su cieco, podudentai. E sospirendi, vorti in su spiritu su, Gesù su narada. Poitta custa razza e genti ciccadus in nave. Sa verità sinau, gedad attenus in nave, custa razza e genti. E la sendiglius torrencincia alziai, s'indiviat andau a s'attroru. S'indiviant però scarescius de pigai vai, e in sa barca du issus, non riportanta che vai vetti. Tandusu, issu dus sprezzetta tanendi. Mirai, castiaisi de sovramento dei fariseus e de sovramento de Erodi, e fiant regionendi su un satru c'aviant genze vai. Issu s'indiviat accattau e di narada. Poitta ses regionendi casei genze vai. Non comprendesi, ancora non scidesi, su coro d'ostau portaisi, portendovus non videsi e portendo rigas non intendesi, e non si arregodaisi. Candu via braziu in 5 paesi, poi 5.000, cantu goffa preasa de arrogusu di aigodio, di naranta, 12. E candu via braziu in 7 paesi, poi 4.000, cantu sporta preasa de arrogusu di aigodio, e di naranta, 7. E di sinarada, forzisi che non comprendeis ancora, e lompindi a Bessaida, e di beti in du zruppu, e du supplicant a du toccai. E a mano picata ci dia portau su zruppu a fora de Saida, e spudenditi is ocus e ponenditi in maus un pizzus, di pregontada. Biendi cosa sesi, issu torrenda piri narada. Si obiendi genti chi cammiata in girio, parinti mattasa. Tanto su Gesù di attorraponi mausu in ocusu e su zruppu ialiu in craru e fi attorrau a postu ed è attesu megada de castiai primo d'ogna cosa. E in citia mandau a domu sua nenditi, a vita manco du intrisi. E fia vessiu Gesù esiscenti susu, facci e vidas de Cesarea de Filippo, e in sabia meganta de pregontai esiscenti susu ninditisi. Sagenti, e chi mi nara a caseo eo? Issusu in sarasa dianta rispostu ninditi, Giovanni Battista e altrusu Aliasa, altrus ancora casesi uno des profetasa. Issu dantusu disispregontada, e usatrusu, e chi mi narai caseo deo? A rispondendi Pedro di narada, tu is essu Messia, e lui ad amerazzau de non fuedai de issu cunnemusu. E si fu posto ad imparai ca a su villu de somini ti tocca da soffrire in meda, e danta refudai mannusu, is predi maiorisi e i maistu de rei, e danta vocili, ma pusti de gredisi, anta risuscitai. E custu fuedusu, tu su narada con franchesa, tanto su Pedro vi appicau a sa sopa e si vi appostu ad amarazzai. Issu in sarasa furriendisi e castiendi esiscenti susu, iad amarazzau a Pedro e narada, baidindi, dimmonio, ca lui non se pensendi secondo Deusu, ma secondo sa genti. E si riendisi accanto a sa genti, quisiscenti susu, disiannau. Chi uno o che si chiri in fatto mio, deneghi di ai settotto, a tu sa cruci sua e a icima da sigiri. Ca a chi ne ad apove salvai sa vita sua, da perdi. A chi invece sa da perdi sa vita sua con immi e posse Evangeliu, si dà da salvai.
Etta profeta un'idea d'uno, a guadagnare tutto sul mondo e a perdere sa vita sua. Etta da poi donai uno a cambio a pari vostra vita sua. Cacchini ni di vari pregungi a de mimmi e dei fuedo miuso, infatti di questa razza de gente peccadora chi lassa da Deuso, finza se su villu de somini ni da parri pregungi a de issu, quando ad avenni in sa gloria de su babbo su, quis angelo santo su. E infine si disinarada, sa veritadi, sinao cadeschi punti in noi, guindadi chi non ha da stare morti, finza sa chi non ha da avere sa regno de Deusu, venio un potenzia. Come rientra Gesù? Capite che a questo punto comprendiamo perché Gesù dice intanare sa gente chi serve. Perché se lui non rientra, chi è? Lui era venuto per predicare, se n'è andato via, in contrasto con la religione ufficiale, tenta un primo rientro, fallisce, che ci trova quelli lì, un segno dal cielo. E qui il segno dal cielo. Noi abbiamo tradotto, non so se sarà accettata questa traduzione, ma in quel dialogo, del foglio verde, questa questa razza gente che non segnali, sapere segnale, c'è da attendere un segnale questa razza gente. In greco è semplicemente una condizionale, vedete in basso, lo leggo questo. Nel greco la frase è condizionale, perché tutti quanti traducono come in italiano e anche tutte le traduzioni, perché dicono questo modo di dire, il condizionale, no? Se sarà dato a questa generazione un segno, se sarà dato a questa generazione un segno, quelli dicono dacci un segno, se sarà dato a questa generazione un segno, dicono i grammatici, questo è un modo di dire no. Non sarà dato nessun segno a questa generazione. A noi piace quando si dice no. E quindi facciamo qui dire Gesù Cristo no. Ma vedete, di per sé, quando si dice se sarà dato a questa generazione un segno, Dio mi faccia questo e quello. Era un modo di, quasi di giuramento. E che vuol dire che è possibile che sia dato un segno. Se sarà dato a questa generazione un segno, Dio mi faccia questo e quello. Per me è il primo momento in cui Gesù capisce in che modo lui deve rientrare. Ha visto che discutere con il potere religioso non è possibile. Come rientrerà? Già qui gli viene in mente forse, dacci un segno, c'è desattendono segnale. In sardo noi usiamo questa frase che è un po' un'antifrasi, non è proprio un'antifrasi, antifrasi, però non è semplicemente no, non sarà dato nessun segno a questa generazione, un segno sarà dato. Gesù ha fallito il primo rientro, sta fallendo perché quelli sì, dacci un segno. Ce lo avrete un segno. Per me è il primo momento in cui Gesù pensa alla croce, perché poi quando se ne va lontano fa una rincorsa più lunga, come quando si parla sacro di lungo, no? Sacro triplo, una rincorsa più lunga. Va dove nasce il Giordano è il battesimo. Chi dice alla gente che io sia? Perché se lui smette, è lui che se lo sta chiedendo, chi sono io se non predico, se non ritorno? Ma come posso ritornare se c'è questo contrasto impossibile? Torno e darò la vita per quello che credo. E non ci torna da solo, cerca compagni in questo momento. Chi vuole venire dietro di me, prende la sua croce e mi segua. Ecco il Vangelo di Marco cos'è. Il Vangelo di Marco è questo. Gesù che entra in crisi, pensava di convertire e poi si accorge che forse in questa vita uno deve essere convinto di quello che fa a costo di dare la vita e non lo fa da solo. Questo è l'evangelizzazione. Il Vangelo di Marco è questo in realtà. Però noi dobbiamo saperlo raccontare. Anche qui avete visto che ha saltato il modo dell'orare, c'era a un certo punto un chi, no? E noi lo saltiamo perché siamo abituati all'italiano, no?
dove che... Il pizzo su di rivolta chi viene di cosa Sesi? Gli pregunta di chi viene di cosa Sesi. L'ha saltato automaticamente, vedete che funziona in noi l'abitudine dell'italiano. Quindi, Anche perché è a capo. Ma può darsi che abbia influito anche questo. Dov'è che io ho perso il segno? Poi ci sono le virgolette. Però i brogli. Qui, Don Antonio, questo. 8, 22, 26. 8, 22, 26. Va bene. Sì. Spudendidi e Orus e ponendidi in mano, si picchio, si libera conto di chi viene di cosa stessa. Può darsi anche che nel raccontare uno è libero, può anche, se comprende si può saltare, però il greco è così, il greco è orale, non è che l'abbiamo inventato noi, è il greco che è l'oralità. Il Vangelo di Marco è orale, ecco perché è sul volto di Gesù Cristo. Anche qui la frase è simile, come per no, bello se Iannau, Isaia, Deus Atlas. Anche qui c'è dei attenni, è diverso la resa. Il Vargio, qui domandai sono segnali velo di grazia, questo velo di grazia non c'è, viene aggiunto perché lui sta cercando di tradurre la versione dell'eredicina. Deus assicuro che dopo questa gente non ha da ricevere per uno segnale, è flat, no? C'è dei servizi un segnale. Cucco, questa generazione cerca di uno segno, come dire un segno. In verità, anche quello come tradurre in verità, amen, vi dico, in verità, sa verità di sinau. In verità abbiamo usato su naro. Non adesso donavo segno a questa generazione. È naturale in sardo, quindi i tre interrogativi sono, come diceva all'inizio, la correttezza, dice tutto quello che c'è nel greco, lo dice chiaramente, comunica chiaramente e lo dice in modo naturale, scoprire in modo naturale, e c'è l'influenza sempre dell'italiano, e vedete la tre. Meloni, tutta questa generazione domanda di uno signo, o sinnau in verità, sa verità sinnau, qual è più naturale? A questa generazione non dava essere donaus in veruno, non dava essere donaus in veruno, questo è letteralmente il greco, ma il sardo usa raramente la costruzione passiva e si dice piuttosto in attivo, no? Non ha da ricini, non ha da essere donato. È un po' tortuoso dirlo in sardo, così no in verità, a questa generazione non ha da essere donato in veruno. Vedete che facciamo fatica anche a dirlo, no? È un vago a trocchillao, no? Quindi intravedete in questo, non si può dire tutto, forse prima anch'io all'uso a quella traduzione rende impure le cose, non rende impure le cose. A un certo punto, questo ci è venuto in mente consultando un'altra traduzione di uno, penso per il nome, ponni in malesa, mettere in cattivo stato. Vabbè, avete qualche altra cosa da dire? È durato un po', ma vedete che in realtà quando si ascolta il sardo è più facile ascoltare il sardo. Io volevo dare qualche indicazione che avete dato, con l'impressione che il testo che abbiamo prodotto, è chiaro. Quando non ci sono proprie osservazioni, vuol dire che è chiaro. Però è anche l'impressione mia che dobbiamo imparare a raccontare. E forse se impariamo a raccontare, le suddivisioni che fa l'italiano non sono quelle di un racconto. Il racconto dice una cosa, lo sviluppa e poi torna all'inizio. No? Cenerentola perché deve sedere sulla cenere e poi finisce quando il Salere ce l'ha sul trono, sempre questa storia di Salere. Quindi scoprire su Guntu in modo da poterlo raccontare.
ma per poterlo raccontare bisogna averlo capito altro. Oggi abbiamo cercato di fare tutte e due le cose, abbiamo allungato un po', però grazie della vostra attenzione. Grazie. Probabilmente ci sarà qualche domanda, però prima ho visto in sala Don Steven, che ringraziamo per essere qui, non lo vedo più, ma c'è, sì, eccolo. Don Steven, ci vuole dire qualcosa? Venga, ci fa piacere. Steven, per chi non lo sapesse, ci sono anche persone di fuori, è il nostro nuovo parroco da agosto. Vorrei ringraziare ancora vorrei ringraziare prima di tutto vuole salutare Don Roberto, il vicario della diocesi, Don Antonio, che conosco da 18 anni, sono in diocesi da 18 anni, anche saluto Don Paolo, Antioco, signora Pietro e Lala, e tutti quanti. È una bellissima iniziativa quella che ha preso Don Paolo. Adesso avete una bella squadra per lavorare sulla Sacra Scrittura. Infatti nella mia vita non ho mai celebrato la messa in latino, perché dal Vaticano II sono nato dopo, quindi ho celebrato sempre nella mia lingua locale. In Uganda abbiamo circa 25 lingue locali e queste lingue hanno loro tradizione di libri liturgici, anche la Sacra Scrittura. Nella diocesi di Arua, dove sono stato ordinato, abbiamo 3 lingue usate per le cose della Chiesa, i sacramenti, la messa, anche vanno adesso migliorate le versioni. Prima, quando sono arrivati i missionari, hanno pensato di tradurre immediatamente, però dopo i nostri esperti nella Sacra Scrittura hanno realizzato che ci sono qualche traduzioni che non sono state fatte bene, allora hanno migliorato. Guardate, è vero che è necessario avere la parola di Dio nella propria lingua per rendere accessibile la parola di Dio a tutti. Non è che tutti gli italiani conoscono anche italiano. Ho conosciuto un uomo nella diocesi di Brindisi e non sapeva parlare italiano, eppure aveva solo 65 anni. Ci sono persone anziane che non riescono a confessare in italiano, ma ci saranno adesso molto di meno, però hanno anche il diritto di conoscere bene le realtà della Chiesa nella propria lingua. Quindi tradurre significa permettere a ogni persona di ascoltare Dio nella propria lingua madre, quella che parla al cuore. E abbiamo sentito di inculturazione che è molto importante. Quindi così, ascoltando, leggendo la parola di Dio nella propria lingua, diventa parte viva della sua identità, che Dio sta anche parlando con me nella mia lingua. È una bellissima cosa. E San Paolo dice che la fede nasce dall'ascolto.
e con le lingue abbiamo ascoltato per la prima volta, sono le lingue madre. E poi altre lingue vengono dopo. Spero che un giorno in futuro ci sarà possibilità di celebrare la messa, amministrare i sacramenti nella lingua sarda. Anche se adesso ho difficoltà di parlare, è perché non è anche insegnato. Se c'era la possibilità di insegnare, potevo andare a scuola e insegnare e imparare il sardo, però è una bella cosa. Mi sembra anch'io che mi può fare delle lezioni. Ormai siamo un po' in ritardo. Noi sacerdoti sappiamo come è stato considerato molto importante celebrare nella propria lingua, perché dal 4 dicembre del 1963 c'è un documento molto importante del Consiglio Vaticano II che si chiama Sacrosanto Concilio. Quindi questo documento ha incoraggiato la libertà di usare la lingua che si capisce meglio per pregare, per celebrare. Quindi rinnovo il ringraziamento a voi. Buona serata a voi tutti. Adesso si sta facendo anche un po' tardi, forse, non lo so, se c'è qualche domanda, che breve domanda o qualche osservazione, la riceviamo molto volentieri, altrimenti se non ci sono Luigi? Dov'è Luigi? Prego. E la frase di Don Paolo ci ascoltavo, su conto che ascoltavo, sa trumeria a Roma. Questa mamma che ti ascoltava sa predica, sardo e su canone usato. Sì, mamma, naturalmente questa è una cosa pensata, poi sicuramente vivendo in ambienti in Viauso, Egresia, Fiumario Uredi, cioè, quindi certi argomenti sono abbastanza frequenti. Sicuramente però in dopo tutti che stanno a un sardo, tutti, come ti vedo su Moimo, italiano, tra noi, bravi, sordi, mamma, insomma. Mamma mi danno, me ne ricordo, mi danno a me personalmente, io lavoro presente, cioè, tra essa si è regolata quando su canonico Sanna, non Don Sanna, su canonico Sanna che è il primo, sì, anche io ero Francesco, e ha cominciato a predicare in italiano, questa liturgia vi lavora ancora latino, in su 1936. Questa tenia 20 anni. E questo succede quando appunto che è entrato sul fascismo e la Grecia ha fatto l'inchino per amor di patria, per amor di chiesa, bisognava parlare in italiano. E sfiata su Ecos che antivinza si proibiu di cantare Samola quando si va in gara poetica, solo che Samola acaba sempre con l'elogio del santo, no? Come noi due abbiamo fatto scrivontieni, scudati a cantare, che ci viene, scendi canta a cavallo, ti hai uso, fendi Samola lo suo santo. Cosa vuole la stella proibia ai spresi, ai cantatori, quando spresi, che ancora dà l'autorizzata, tanti pure io e usare, non puoi cagare, non avete fatto osservare questa norma ai cantatori da Saggara. Di magari sono pure ancora le conseguenze, come ti volevo dire. E poi sempre in ritardo, sempre in ritardo, sempre in ritardo. No? Però
può fare, si fa. Chi ne fare? Deo, che possono avere gusti da parte mia, ci tende a San Paolo, non che avete fatto San Paolo, non sta certezza, però io sono non mi vergogno del Vangelo, non mi vergogno del Vangelo, perché è salvezza, è potenza di Dio, è salvezza. Dio a me non mi deve vergogna del suo Vangelo, né in sardo, né in italiano, né in latino, non mi deve vergogna manco in sardo, anzi lo spaga ancora. Grazie. C'è qualcuno? Don Roberto? È arrivata la sua ora, quindi la chiusura. Un po' diversa. Non lo so se è una croce. Venga qui. Vabbè, mi sentite? No, che mi bomba. Tanto mi sentite. Qualunque essa sia, sono arriva dopo, sono un po' di cosa, un desastre. Intanto sono davvero felice, io stasera sono venuto ad accompagnare Don Antonio, a salutare Don Paolo, a incontrare tutti voi, e quindi ho ascoltato e imparato anche stasera tante cose. Credo che dobbiamo ripartire, a mio avviso, dalle bellissime parole che ha detto Don Steven, perché vedete, noi sardi poi abbiamo questo, che quando discutiamo tra di noi, Calisardo de Peus usai, commenti de Peus allegari, eccetera, eccetera, ci bisticciamo sempre e alla fine ci si scoraggia dal portare avanti questo lavoro. Quando viene qualcuno da fuori e ci dice in Uganda ci sono 25 lingue, 3 nella sua diocesi e tutte e 3 usano la stessa lingua, allora vuol dire che con tenacia, con perseveranza, ma anche con umiltà e evitando gli scontri inutili che fanno perdere tempo, noi dobbiamo continuare a praticare quello che loro da 50 anni con coraggio, impegno, dedizione e competenza hanno portato avanti, e adesso sarà una piccola cosa, ma io nelle parrocchie dove sono stato, Terra Santa Giusta, che come sa lei Don Paolo che è un po' più complicato, io tutti il venerdì santo, la Via Crucis che si fa al mattino, uso il testo che loro hanno realizzato nella Via Crucis in sardo con il testo del Vangelo di San Marco, che so che poi è stato anche aggiornato, anche gli ulteriori lavori. Sono piccole cose, piccoli gesti, ma così si deve costruire piano piano l'uso della lingua e soprattutto una missione che noi abbiamo, perché la nostra età media, come vediamo in questa sala, è abbastanza alta. Noi dobbiamo non puntare il dito sui giovani, ma incoraggiarli con la nostra testimonianza a parlare il sardo, a leggere il sardo anche nella Sacra Scrittura. Io sono stato coinvolto, anche se non ho grandi competenze e un po' di passione, in 2 concorsi di poesia, uno è Eleonora in sarda rima e uno da poco Ristano nella giuria. E ho visto che in quest'ultimo concorso soprattutto, dove ero nella giuria con alcuni persone molto più competenti di me, uno Paolo Zeta, che è anche artefice di una delle ultime leggi a livello regionale sull'uso della lingua, si proponevano nel partecipare a questo concorso di poesia in sardo diversi schemi, diverse metriche che si usano, quindi dalla cantone Sacruba o Abolu, Rapantina, Mutettus, Modas, insomma c'erano un po' tutte le possibilità, e ho visto quanti giovani e anche ragazze hanno partecipato scrivendo un testo, un mutetto, scrivendo una rappantina, anche canzone da Crubba, eccetera, eccetera. E mi è piaciuto anche, vi cito solo una cosa che mi ha colpito, con Don Antonio non ne abbiamo parlato in macchina, glielo dovevo dire, magari è una cosa semplice, però mi ha colpito, c'è un ragazzo che ha scritto una poesia che non è ideologica, però è molto piena di sentimento verso le guerre contemporanee e soprattutto verso i palestinesi in questo momento. E a un certo punto usa questa espressione che mi ha colpito, sta ruotando intorno al fatto che per un periodo anche gli ebrei sono stati Abele e adesso sono Caino, e usa Sin Cainadu Giudeu,
cioè il giudeo che è tornato ad essere Caino dopo essere stato Abele. E mi è piaciuta per dire, come anche nella poesia, quindi sin Cainadu giudeo, mi ha colpito con questo ragazzo, tra l'altro giovane, sui 30 anni, che ha scritto questa poesia. Ecco, volevo dire solo questo, sono felicissimo di questa partecipazione, il lavoro che come loro, vedete, portano avanti è un lavoro comunitario, ci sono gli studiosi, ci sono i competenti, ma c'è un popolo che partecipa e sente suo un testo, superando anche quei limiti, quelle fragilità, questo mi piace, questo noi, il sardo di Nurallau è diverso da Isili, queste cose vanno superate perché dobbiamo sentire l'unità anche nelle piccole diversità e portare avanti il lavoro, e ognuno di noi deve sentire, a mio avviso, la missione di coinvolgere i giovani in questo, anche semplicemente parlando del sardo in casa, facendo conoscere delle poesie, testi sacri, le traduzioni e facendo vedere che tutto questo ci appartiene perché è la nostra identità. Grazie a tutti. Chiudiamo così questa serata molto bella, direi, molto partecipata, e speriamo che sia fatto un commento seguire a treballare in questa direzione. Grazie a tutti.